Ben ritrovati amici appassionati per la 21esima giornata del campionato giovanissimi regionali siciliano. Per il girone C dal villaggio Madonna degli Ulivi di Via Grande si affrontavano Ionia Calcio Riposto e Messina Social School, padroni di casa di mister Bucciarelli, reduci dalla vittoria sul campo del Gevi Faranda di Patti contro la Nuova Rinascita per 1-2 che gli ha permesso di salire alla terza posizione in classifica a quota 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte. Seconda miglior difesa del campionato, quella dei bianconeri, ospitano il Messina Social School che nell'ultima settimana ha ottenuto ben 4 punti all'attivo grazie alla vittoria tra le mura amiche nella 20esima giornata contro la Ionica per 1-0 firmata Fasciana, e grazie allo 0-0 invece al comunale Viale Regina Margherita di Acireale contro il Panalino di Coda Junior Calcio Acireale, recupero della 19esima giornale, salita così a quota 20 punti in classifica. Completo bianco-nero per i padroni di casa della Ionia Calcio Riposto, maglia giallo-rossa per gli ospiti della Messina Social School, pronti e via e siamo partiti grazie all'ausilio delle immagini a cura di Alessio Di Mauro. Avrà subito una manovra più fluida alla Ionia Calcio Riposto che qui con Russo prova a incunearsi tra le maglie giallo-rosse, la palla resta lì, ci prova dalla distanza un attaccante bianco-nero, è sballato il suo tentativo e termina a fondo campo, nessun problema fin qui per Micali. Ionia Calcio che però ci proverà in maniera insistente, questa volta dal binario destro la palla termina nel cuore dell'area di rigore, ancora una volta non riesce a trovare la deviazione vincente ma continua ad aumentare il giro di giri, di attacchi della formazione locale che qui riesce a penetrare in area dal binario destro, servire dentro dove c'è Damiano Petrella, il classe 2004 e numero 5 della formazione locale, porta in vantaggio la Ionia Calcio Riposto. È un gioco da ragazzi per lui, spingere in porta, il pallone perfetto messo sul secondo palo da un compagno. Cambia il parziale al villaggio Madonna degli Ulivi di Via Grande, continua ad attaccare la Ionia Calcio che non è sazia del vantaggio e qui colleziona occasioni da gol, continua però a sciuparle mandando molto spesso alto sulla porta difesa da Micali. Qui ottimo Russo che viene fuori dall'area di rigore per far spazio ai compagni e lo stesso Russo che triangola con un compagno, stoppa col destro e calcia col mancino. Il fenomeno classe 2004 bianconero non è fortunato e non riesce a trovare la porta. Ripetuti attacchi della Ionia Calcio Riposto soprattutto dal binario preferito, quello destro, dove riesce a penetrare facilmente in area. Qui deve ancora una volta fare gli straordinari l'estremo difensore della Soccer, ultimo baluardo della formazione giallorossa. Qui proprio dagli 11 metri viene atterrato Flavio Russo, non c'è dubbio per il direttore di gara che indica il penalty. Alla battuta andrà lo stesso numero 9 che spiazza Micali per il raddoppio della Ionia Calcio Riposto, doppio vantaggio dei locali ora, firmato Flavio Russo, ennesima rete di una stagione costellata di perle. Proverà infatti di a poco a replicare da calcio piazzato proprio il numero 9 di mister Bucciarelli, ancora una volta è attento il numero 1 Micali, di lì a poco l'ennesima occasione divorata dai bianconeri. È solo il duplice fischio al direttore di gara a mandare le squadre negli spogliatoi. Decidono fin qui le marcature di Petrella e Flavio Russo, entrambi classe 2004, dimostrazione che il progetto della formazione bianconera e a lungo termine. Arrivano invece forze fresche per la Soccer, infatti getta nella mischia Endri Latella e Giuseppe Barbagallo mister Grio che rilevano due compagni di squadra, girandola di cambi anche tra le fila bianconere. Sarà infatti invece per la Soccer viola a lasciare spazio a un compagno quando si susseguono una serie infinita di cambi, quando questa splendida triangolazione della Ionia Calcio Riposto viene conclusa da questo tiro pregevole dalla distanza di Cannavò. Il numero 8 di mister Bucciarelli mette la ciliegina sulla torta su una giornata dove sta andando tutto bene, può far anche rifiatare allora il proprio bomber, il mister della formazione locale. È 3-0 per la Ionia Calcio Riposto che a questo punto ha praticamente già archiviato la pratica Social School e dà la testa alla prossima sfida che la vedrà impegnata al Marullo di Visconti contro il Camaro in palio, il secondo posto in classifica. Troppo lontani infatti i parità della Folgore che sembrano oramai fare un campionato a sé, correre in vetta alla classifica. L'unica occasione per la Soccer è questa progressione di Fasciana dove un inoperoso fin qui Coco deve fare un'espulsione fuori dalla propria area di rigore per sventare guai peggiori. Continua dall'altro lato invece ad attaccare la formazione bianconera affilata a Juventus Club Academy. C'è intanto anche una staffetta tra i pali per la Ionia Calcio Riposto che chiuderà nemmeno a dirlo in avanti, prima con questo tentativo col mancino che termina largo alla destra della porta difesa da Micali, poi con questo inserimento perfetto che premia
Il classe 2003 Simone Longo che realizza la quarta rete di giornata per il definitivo 4-0 della Ionia Calcio Riposto, che archivia così la pratica Messina Soccer School. Come già detto, nella prossima sfida faranno visita al Marullo di Visconte ai parità del Camaro, rimandata invece la Soccer che nella prossima uscita ospiterà la capolista Folgore. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima!